Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala stampa del Consiglio regionale del Veneto a questa conferenza stampa di Api in Rosa. È il 12 giugno 2025, io porto il saluto come capogruppo del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e saluto la dottoressa Calzavara, dottor Gatto e dottor Di Bernardo. È con immenso piacere che ospito qui oggi nella Casa dei Veneti la conferenza stampa del progetto nazionale Api in Rosa, che celebra l'imprenditoria femminile, l'agricoltura sostenibile e l'inclusione sociale. L'iniziativa Api in Rosa mira a valorizzare l'impegno e la dedizione di un numero sempre crescente di donne nell'apicoltura, sia in termini economici che nella promozione della biodiversità e delle pratiche agricole sostenibili. Api in Rosa, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, un peso istituzionale importante, è stata anche l'occasione per misurare le tipicità dei territori, le capacità di introdurre delle innovazioni pur mantenendo le tradizioni, tutti i segni distintivi delle nostre apicoltrici. Le storie di queste donne sono state raccolte, fotografate e diffuse, una per ogni regione italiana, comprese le province autonome di Trento e Bolzano. Questo progetto ha creato un ampio mosaico di testimonianze che sono state condivise attraverso una campagna sui social media e sui mass media, culminando in una mostra evento a Roma in occasione della Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio 2025. Api in Rosa è partita con la raccolta delle candidature delle apicoltrici di ogni regione d'Italia. Non era rilevante il numero di alveari posseduti o l'età delle partecipanti, ma era essenziale che fossero iscritte alla FAI o ad altre associazioni di settore e che i loro alveari fossero registrati nella banca dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale. I criteri di selezione includevano l'originalità del percorso, la storicità dell'impegno, la peculiarità del territorio, la tradizione perseverata o l'innovazione introdotta. La prestigiosa storia dell'apicoltura in Italia è stata scritta da molte donne che hanno sostenuto questa attività per generazioni a livello familiare, imprenditoriale, nella ricerca e nell'associazionismo. Api in Rosa riconosce il merito di queste straordinarie figure attraverso i volti del presente. Così si è espresso Raffaele Cirone, presidente nazionale della FAI. In Italia sono censiti 75.000 apicoltori e si stima che il 30% sia costituito da donne, circa 23.000. L'obiettivo di questo bellissimo ed entusiasmante progetto è quello di promuovere la sempre maggiore inclusione femminile nel settore dell'apicoltura, sia in ottica dei benefici economici che della salvaguardia della biodiversità. Ma chi sono le donne apicoltrici? Ci sono sia figli d'arte, che fanno proprio una tradizione di famiglia e hanno studiato per condurre in prima persona questa filiera, e poi ci sono professioniste che decidono di cambiare vita e si avvicinano all'apicoltura, perché hanno necessità di trovare un ritmo di vita più rispettoso dei tempi e delle stagioni. Anche se lo zoccolo duro è costituito da donne dai 40 ai 45 anni in su. C'è un bel vivaio di giovani che si avvicinano all'apicoltura intorno ai 30 anni, quindi prima. La selezione delle ambasciatrici di Api in Rosa è un puzzle molto variegato che restituisce tutte le particolarità delle apicoltrici in Italia e di diversi mieli. Per esempio ci sono apicoltrici che in provincia di Venezia raccolgono il miele di Barena con fiori che crescono in laguna, sugli isolotti in mezzo a sabbie e conchiglie. È un miele particolare dal sapore salmastro. In effetti al miele si associano generalmente prati verdi tra boschi e colline, ma non è sempre così. Ci sono anche i mieli di città, la Federazione Apicoltrici tiene alveari in centro a Roma, vicino a Piazza Navona, attraverso l'analisi dei pollini che hanno scoperto che provengono da più di 1000 fiori diversi. Pur essendo città, le api riescono quindi a descrivere la bellezza del nostro paese attraverso i fiori. Come noto, le api sono un termometro importante per l'ambiente e raccontando le categorie delle apicoltrici si vuole sottolineare il loro contributo e l'impegno nella salvaguardia della biodiversità e delle buone pratiche utili all'agricoltura sostenibile. Da parte mia esprimo viva soddisfazione nel poter far conoscere ulteriormente al grande pubblico un progetto così stimolante. È nel nostro DNA politico la valorizzazione e la promozione del genio femminile e dell'imprenditoria.
Ricordo l'impegno della Regione in materia di apicoltura con la legge 18 aprile 1994, la numero 23. La Regione del Veneto, attraverso la suddetta legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api. In particolare prevede all'articolo 2 interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, la concessione di contributi agli apicoltori singoli o associati per la realizzazione di investimenti. Il sostegno regionale si sostanza in contributi in conto capitale finalizzati a finanziare la ristrutturazione di ambienti per sale di smielatura, sia private che collettive, l'acquisto di api, di sciami e di attrezzature per la valorizzazione del miele e della cera. Con DGR numero 698 del 18 giugno 2024 è stato approvato il bando per la concessione di contributi tramite l'OCM, l'Organizzazione Comune di Mercato del Miele, relativo all'anno 2021-2022, il cui termine per la presentazione domande si era chiuso il 5 settembre 2024. Concludo con una riflessione. In un angolo tranquillo del mondo, 20 donne straordinarie hanno trovato la loro chiamata tra il ronzio delle api e il profumo dei fiori, vicino al mare, in montagna, in collina. Sono 20 apicoltrici le cui storie sono intrecciate, ognuna unica ma tutte unite da un filo comune di passione, dedizione e amore per questi meravigliosi insetti. E così, tra il mare, le montagne e le colline, e in questo caso aggiungo anche la laguna, queste 20 donne continuano a scrivere il loro capitolo in una storia senza fine, dove ogni goccia di miele racconta di sogni realizzati, di territori, di tradizioni che si tramandano, ma anche di esperienze nuove di chi aveva intrapreso una diversa professione, preferendo vivere nella natura. Complimenti a Valentina Calzavara, che oggi rappresenta tutte queste donne, e naturalmente evviva Api in Rosa. Grazie. Quindi passo la parola all'ideatrice del progetto Api in Rosa, Valentina Calzavara. Prego. Grazie Presidente. Allora, mi avvicino al microfono, sono orgogliosa di rappresentare queste 20 donne, come ha detto il Presidente Pavanetto, e ringrazio il Consiglio regionale del Veneto per l'opportunità di questa conferenza stampa che vuole essere di bilancio del progetto Api in Rosa, volti e storie dell'apicoltura femminile in Italia. Ci tenevamo molto ad essere presenti in Regione Veneto perché questo progetto ha un cuore veneto, pur avendo uno sguardo alto, uno sguardo che come dire, è puntato sul nostro paese. Ha un cuore veneto questo progetto per tante ragioni. La prima è il sostegno di Banca della Marca, che ha creduto e che ha dato fiducia a questa iniziativa che era, diciamo, agli albori, cioè al suo debutto, il primo anno di questo progetto, e quindi ringrazio il direttore Di Bernardo per essere qui presente qui con noi oggi. Ringrazio anche il sindaco Marco Della Pietra perché l'opportunità di lanciare il progetto ha visto proprio il comune di Spresiano come ente ospitante, diciamo, che ci ha permesso di presentare l'iniziativa ormai nel maggio 2024, oltre un anno fa. E poi, diciamo, ha un cuore veneto perché APAT, Apicoltori in Veneto, ha creduto a questo progetto insieme alla FAI, la Federazione Apicoltori Italiani, e quindi abbiamo cominciato questo viaggio di monitoraggio e ricerca delle apicoltrici italiane. Ci siamo concentrati appunto chiamandole a raccolta. Non era mai stato fatto prima d'ora un progetto così organico, nel senso che l'apicoltura femminile, che rappresenta diciamo il 30% di tutti gli apicoltori italiani circa, non era mai stata raccontata in maniera organica e complessiva come con questo progetto. Sì, venivano intervistate le apicoltrici a spot, magari in occasione del 20 maggio, della giornata mondiale delle api, però non con una panoramica, con una fotografia dello stato dell'arte sull'apicoltura. Quindi questo progetto è iniziato invitando le apicoltrici a farsi avanti e a
a raccontare le loro storie, i loro percorsi, che sono percorsi estremamente, diciamo, variegati tra loro, nel senso che ci sono figlie d'arte che hanno ereditato, intrapreso la professione, tramandando e raccogliendo una tradizione di famiglia, però ci sono state anche tante apicoltrici che invece hanno avuto il contatto con l'apicoltura per la prima volta, magari legato ad un diciamo, cambio profondo a livello personale. Penso a chi ha cambiato lavoro durante il Covid. C'è una tassista della Lombardia che appunto si è reinventata quando la nostra economia si è fermata durante il momento pandemico, e poi altre apicoltrici che invece hanno saputo trasformare una grande tragedia, penso al terremoto di Amatrice, e da lì hanno capito che l'unico modo per restare in quel territorio ferito era quello di ripartire dalla terra, quindi dall'agricoltura e dall'apicoltura in questo caso particolare. Ecco, per quanto riguarda il progetto, quindi dopo la selezione delle apicoltrici tra le candidature che abbiamo ricevuto, è partito un massiccio lavoro di raccolta delle loro testimonianze, perché l'obiettivo di questo progetto era valorizzarle chiamando a raccolta e sensibilizzando appunto il mondo dei mass media per quanto riguarda il racconto di queste apicoltrici. Quindi abbiamo iniziato io insieme ad altre due colleghe giornaliste che voglio ricordare e ringraziare, che sono Gloria Girardini e Silvia Milani, che mi hanno aiutato in questo corposo lavoro di intervista e di incontro con tutte eventi le apicoltrici. Abbiamo raccolto le loro testimonianze, volevo comunque citare tutte loro perché ci tengo molto. Allora, per l'Abruzzo Piera Stefania Di Simone e Rosalba Spineto, per la Basilicata Donata Eufemia, per la Campania Loredana Grasso, per l'Emilia Romagna Nadia Bonini, per il Friuli Venezia Giulia Alexandra Moretti, per il Lazio Valentina Capone, per la Liguria Elena Molinelli, per la Lombardia Rachele Spezia, per le Marche Simona Andreani, per il Molise Giovanna Cuomo, per il Piemonte Deborah Caserio, per la Sardegna Anna Maria Cabiddu, per la Sicilia Francesca Maria Sottile ed Elisa Cerrito, per la Toscana Alice Fietta, per il Trentino Alto Adige Gloria Salvadori, per il Veneto Alessia Girardi e Bianca Torresan, per la provincia autonoma di Bolzano Melanie Gaffriller. Ecco, loro ci hanno raccontato attraverso il loro miele, attraverso i prodotti della loro azienda, ci hanno aiutato a raccontare anche un territorio. Ecco, le due cose si tengono assieme. Il miele rappresenta anche quello che è il risultato di un impegno che riguarda la terra, che riguarda le loro regioni di appartenenza. E poi c'è un'altra cosa importante, perché sicuramente l'apicoltura è anche un termometro sulla salute dell'ambiente. Pochi giorni fa noi abbiamo fatto la cerimonia di premiazione delle api in rosa il 20 maggio per la giornata mondiale dell'apicoltura, però il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'ambiente e non dobbiamo dimenticare che le api sono responsabili del 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali e quindi garantiscono più del 35% della produzione di cibo del nostro pianeta. Insomma, ci aiutano a vivere e a sopravvivere su questa terra. Quindi, come dire, dobbiamo essere grati alle api e anche a chi se ne prende cura, proteggendole da tante insidie che ci sono, il cambiamento climatico in primis e anche tante altre minacce che le mettono a rischio. Ecco, questo progetto, come prosieguo, ci auguriamo che possa avere una continuità e che possa continuare appunto a raccontare l'apicoltura femminile. Volevo ringraziare tutti i colleghi e le colleghe giornaliste che hanno contribuito a diffondere l'apicoltura femminile in Italia. Poi consegnerò a tutti i nostri ospiti la rassegna stampa di questo progetto. Ci sono stati più di 250 articoli di stampa che hanno raccontato le storie delle apicoltrici e chi ha creduto e sostenuto questa iniziativa. Quindi, come dire, l'eco mediatica c'è stata, Api in Rosa ha colto nel segno ed è riuscita a coinvolgere il mondo della comunicazione e io spero che questo possa essere il primo passo per fare in modo che l'apicoltura femminile e l'apicoltura più in generale riesca anche a raccontarsi sempre meglio, cioè a continuare a rappresentare un'eccellenza per il nostro paese, ma anche come dire, ad uscire allo scoperto
parlando ai cittadini e alle cittadine. I mass media ci hanno aiutato molto in questo senso e credo che possono essere utili anche a creare un'attenzione di genere verso questo tipo di professione ed essere anche fonte di ispirazione magari per altre giovani donne che si avvicinano alla terra, si avvicinano all'agricoltura e possono vedere in questa professione un futuro che possa appunto ispirarle e vederle coinvolte nella salvaguardia dell'ambiente. E con questo vi ringrazio. Ringrazio Valentina Calzavara, l'ideatrice del progetto di Api in Rosa. Si è notato, Valentina, la tua passione e visto che il tema non è quello di un lavoro o di una sponsorizzazione di un lavoro che fanno appunto queste donne, queste apicoltrici, ma è il frutto di una passione che è legata a un tema che è l'ambiente. E penso che, visto che viviamo nel politicamente corretto e fortemente anche su alcune, diciamo, fasi di ideologia ambientale, penso che questa sia la sana ideologia ambientale, cioè qualcosa che possa mettere insieme il lavoro, la produzione, la passione e il rispetto dell'ambiente. Penso che sia il messaggio giusto che sei riuscita a far passare. Chiamo il dottor Igor Gatto, vicepresidente APAT, apicoltori in Veneto. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Niente, finalmente devo ringraziare che sia arrivato a non parlare solo di api, ma anche a tutto quello che c'è dietro e soprattutto alle persone che ci sono dietro con la loro storia. Grazie alla Valentina abbiamo parlato in particolar modo delle signore coinvolte nel nostro mondo, ma non la toglie il fatto che dietro a un vasetto di miele c'è una grande storia. La cosa bella di questa iniziativa è che ha portato avanti anche un altro aspetto, che è quello della valorizzazione di tutte le realtà collegate al mondo dell'apicoltura. E in tante premiate quello che era la parola d'ordine era differenziazione, per cui non solo apicoltura collegato al vasetto di miele che si trovano appunto nei mercati, ma anche delle storie da raccontare, dei momenti di confronto, dell'educazione, del modo di approcciarsi all'apicoltura e di collegare tutto quanto in un apiturismo, quindi un'idea nuova di vivere l'apicoltura, sia sotto il profilo del benessere, sia proprio il profilo proprio di visitare apiari, della salute, nella ricerca di qualcosa di diverso. E noi come APAT, che ormai tutti conoscono come associazione, una tra le più importanti a livello veneto, abbiamo circa 1400 soci con una capitale di 28.000 circa alveari, arnie, e una presenza al femminile che si aggira a essere intorno alle 200 abbondanti signore coinvolte nel mondo di questi insetti. Noi oggi ci troviamo davanti ad affrontare diverse problematiche nel nostro settore. I cambiamenti climatici e il continuo maltrattare il nostro territorio ha portato in questi anni a una diminuzione dei raccolti delle nostre api. Quindi anche tante aziende si sono trovate in difficoltà nel poter dopo sopravvivere, proprio perché dal raccolto non si riesce più a fare una grande economia. Ecco che nella differenziazione e nel trovare modi nuovi di coinvolgere le nostre api in un ambiente sempre più ostile ha portato a una rivalorizzazione del mondo dell'apicoltura. Se ne parla, è bello perché riusciamo, e sottolineo il fatto di scrivere e di raccontare delle storie dietro a tutta la sofferenza, i sacrifici e l'impegno che queste persone dedicano al nostro mondo, e così facendo riusciamo di nuovo a riportare in auge i nostri insetti, che sempre di più devo sottolineare il fatto che, essendo domestici, dipendono totalmente dal nostro aiuto. Quindi se lasciamo le api a loro stesse, in gran poco tempo ci troviamo senza. Per non avere questo disagio, per non avere questa, diciamo così, spada di Damocle sulla testa, la differenziazione in agricoltura e soprattutto con l'appoggio di tutte quante le nostre amministrazioni, e qua appunto guardo la Regione Veneto, guardo i comuni, ma guardo anche gli enti privati, tra cui le banche, avere degli appoggi così importanti per poter avere un momento di attenzione e delle idee anche per poter sopravvivere nel nostro ambiente è fondamentale. E con questo ringrazio tutti.
Abbiamo sentito Igor Gatto, vicepresidente di APAT Apicoltori in Veneto. Una particolarità su questo, visto che parliamo di tutte le regioni oggi qui, ma poi siamo insomma nella sede del Consiglio regionale del Veneto, le api non hanno confini, naturalmente si posano su fiori che possono anche andare oltre la regione del Veneto, ma poi la lavorazione del miele in particolar modo, insomma sarà buona, ma fatta anche in Veneto molto molto meglio di tante altre. Battute a parte, penso che questo sia anche una peculiarità poi non solo della tipologia, ma anche poi della lavorazione che insomma fanno gli apicoltori in Veneto. La cosa bella è che... Scusate, una cosa bella è che l'Italia è fatta da tantissimi aspetti e ogni regione presenta nei mieli delle peculiarità. Per cui in tutta Italia abbiamo più di 50 tipi di miele con profumi e sapori davvero incredibili. Nella regione Veneto abbiamo un vanto di circa 12-13 tipologie diverse e tanti e infiniti millefiori. Quindi è proprio un bel modo anche nel conoscere l'Italia andando a assaggiare i mieli di tutti gli apicoltori. Grazie. Quello che si parlava prima di sinergia, ma l'abbiamo visto anche in altre conferenze stampa, è sicuramente il giusto connubio tra il rapporto tra enti pubblici e naturalmente enti privati che decidono di sostenere queste iniziative. Quindi chiamo qui Loris Di Bernardo, responsabile di direzione marketing e sviluppo affari di Banca della Marca, che ha sostenuto insomma questa iniziativa. Prego, dottore. Grazie Presidente. Prima di tutto vi porto il saluto del Presidente di Banca della Marca, Loris Sonego, non è potuto essere presente, e vi porto a nome del Presidente della Banca i ringraziamenti alle istituzioni, il Comune, la Regione, perché senza l'appoggio delle istituzioni le iniziative faticano un pochino di più. Ma poi vorrei ringraziare Valentina perché il contributo di Valentina nell'ideazione del progetto, ma poi soprattutto nell'entusiasmo, l'ha citato anche il Presidente con cui l'ha portato avanti, è per la banca, per chi appoggia, per chi sostiene un'idea, una delle parti più importanti. Avere l'entusiasmo e dimostrare entusiasmo significa essere generativi nei confronti di chi condivide quell'idea o chi la vuole sostenere, perché l'entusiasmo trascina, ma anche nei confronti di chi ha un'idea un pochino diversa, un progetto, una sensibilità diversa e trova in quell'entusiasmo la voglia di mettersi in gioco e portarlo avanti. Quindi grazie per tutto l'entusiasmo. La banca di credito cooperativo, come tutte le banche, deve raccogliere il denaro e prestare il denaro. Deve sostenere il territorio economicamente, ma se lo sostenesse solo economicamente sarebbe al pari delle altre banche. La banca locale deve fare qualcosina in più e quel qualcosina in più lo trova nel territorio stesso. Dovete sapere che io preparo per il Consiglio d'amministrazione le richieste di appoggio e di sostegno. Devo dire che il territorio è una fucina di idee, di iniziative, di impegno, perché il 99,99% di queste iniziative si svolgono su base volontaria o per il rimborso spese, ma hanno una componente di idealità che è ammirevole. La banca su tutte queste idee c'è, perché sostenendo economicamente il territorio, facendo il proprio mestiere, ma sostenendo il territorio anche in tutta la socialità e in tutti i valori che esprime, si contribuisce ad avere un territorio sano. In un territorio sano la banca è sana, le imprese sono sane e l'aspirazione della banca è anche che le persone stiano bene e trovino un ambiente in cui esprimersi. Quindi grazie alle istituzioni, grazie Valentina, la banca è pronta a sostenere, è pronta a fare il suo mestiere di banca, raccogliere il denaro, finanziare l'economia per creare posti di lavoro, per creare economia e per creare benessere economico, ma aspira anche a creare del benessere sociale e questo è grazie al territorio stesso. Grazie a Loris Di Bernardo, responsabile di direzione marketing e sviluppo di affari della Banca della Marca. Prima di passare la parola all'ultimo relatore di questa conferenza stampa, volevo leggere una notizia di qualche minuto fa, proprio per far capire quanto è importante la filiera.
Il miele delle Dolomiti Bellunesi, DOP, ha ufficialmente un suo consorzio di tutela ufficialmente riconosciuto dal MASAF. Un traguardo storico, è il primo consorzio dedicato al miele in Italia e nasce in un territorio, quello bellunese, dove agricoltura e ambiente camminano insieme da sempre. Un riconoscimento che premia la qualità, la fatica e l'impegno di generazioni di apicoltori che hanno saputo proteggere biodiversità, paesaggio e filiere produttive, rendendo il nostro miele un simbolo dell'agroalimentare italiano. Questo lo scrive il senatore Luca De Carlo, che è il presidente della nona commissione del Senato e che appunto tra le varie materie ha proprio l'agricoltura, e naturalmente bellunese, quindi in particolar modo, quindi orgoglioso doppiamente di questo risultato, quindi era la giornata giusta anche per poter fare questa cosa. Proprio da questa filiera, quindi dalla Commissione del Senato piuttosto che quella della Camera, passando per la Regione e province o città metropolitana, visto che qui siamo nell'ambiente della città metropolitana di Venezia, si arriva ai comuni che sostengono queste iniziative. Quindi un ringraziamento per quanto fatto e quanto potrà fare naturalmente anche in futuro, sia come sindaco che magari con altri incarichi. Chiamo il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che ha creduto in questa iniziativa insomma fin dall'inizio. Caro sindaco, prego. Allora, intanto mi hai bruciato l'intervento perché volevo partire proprio col discorso del miele delle Dolomiti. C'è una motivazione, però ecco, prima di passare al miele delle Dolomiti e alla motivazione che avrei voluto inserire in questo mio intervento, vorrei fare tesoro di quello che ho visto e che ho sentito nei vostri 4 interventi. E se devo fare una somma, io credo che la passione con la quale sono stati fatti questi interventi e che si sente dalla vostra voce, credo che sia un po' il trade union, ecco, tra tutti, perché c'è la passione sicuramente del presidente Pavanetto quando parla di miele di laguna, mi piace molto, l'attaccamento al territorio e anche una sorta di orgoglio, no? Dire, cioè, adesso non è che ci siano solamente gli spazi verdi, i prati verdi, no? per l'impollinazione, ma abbiamo anche noi in laguna le nostre peculiarità. Per poi passare al dottor Gatto, che invece parla proprio di territorio in senso più lato, no? E dice, caspita, sì, va bene le api, ma ricordiamoci dell'ambiente e ricordiamoci di tutto quello che gira attorno a questo ecosistema. Per poi passare al dottor Di Bernardo, che denota veramente una vicinanza al territorio che è incommiabile, quando dice, caspita, il 99,9% degli interventi sono su base volontaria. Non è mica banale quello che ha detto, anzi, perché molto spesso il ruolo dei volontari non viene riconosciuto e quindi è molto importante che chi si occupa poi di distribuire il denaro, perché di questo stiamo parlando, sappia che lo fa con persone che lo fanno con passione. E poi Valentina la tengo per ultima, non perché sia meno importante, ma anzi, no? The last but not the least, dicono gli inglesi, quindi attenzione. In realtà ti tengo per ultima proprio perché la passione che hai tu credo che traspare in ogni tuo discorso, in ogni tuo movimento, in ogni tuo, proprio nella tua essenza. Io Valentina l'ho conosciuta da giornalista quando mi chiamava magari per sentire come andava a Spresiano, no? Poi ci siamo rivisti a distanza di anni in questo mondo. E qui ho scoperto una persona diversa, forse perché prima non ti conoscevo così bene. E devo dire che davvero, se oggi siamo qui a presentare questo progetto qua, lo dobbiamo al 99,9%, per citare chi mi ha preceduto, a Valentina. Che sia una donna a portare questo progetto qua è un valore aggiunto e dimostra quanto con la tenacia, con la perseveranza, con il credere nei progetti poi dopo si possa arrivare. Sarebbe facile paragonare il mondo delle api al mondo femminile e quindi lo faccio proprio perché è facile, a partire dalla regina, che voglio dire è riconosciuta da tutto da tutto l'alveare come tale, sì, da quando viene nutrita a pappareale, quindi da subito si capisce, addirittura la cella è fatta diversamente, no? Voi mi insegnate. Ma poi la struttura del mondo delle api che mira a tutelare questa figura,
ma interagendo tra loro e comunque tutelandosi anche l'uno con gli altri. Io credo che questo sia un insegnamento meraviglioso, perché guardate, ho scoperto dopo vari convegni ai quali ho partecipato che c'è una solidarietà e un'unione e un darsi una mano e addirittura anche sacrificare la propria vita nel mondo delle api, che è un qualcosa di straordinario. Ecco, dicevo, non riuscirei a pensare ad un altro animaletto, ecco, da poter accostare così facilmente alla donna, perché non esistono altre specie in natura che accomunino intorno a sé tutte queste peculiarità e questi pregi. Per cui ecco, viene naturale dire che Api in Rosa è un progetto che doveva nascere, per forza. Però sarebbe potuto nascere molto dopo e soprattutto sarebbe potuto nascere in un territorio che non era il nostro. E quindi anche questo ti fa onore, perché essere qui in Regione Veneto a presentare un progetto ideato, strutturato e portato avanti completamente da una veneta e da alcuni amici veneti, credo che sia motivo di orgoglio anche questo. Torno un attimo indietro, scusatemi se mi prendo, perché dice, vabbè, ok, il sindaco d'Espresiano cosa è venuto a fare qua? E ci sta, no? In realtà tutto nasce prima del Covid, ancora qualche anno prima, nel 2017 mi pare, quando il comune di Espresiano decide di diventare comune amico delle api. Una cosa abbastanza banale, nel senso che ci è piaciuta, no? Un po' tutta l'ambientazione della quale parlavo prima, no? Un po' il romanzo, ecco, di cui parlavo prima, e abbiamo detto ma perché no, diventiamo comune amico delle api e regaliamo ai nostri agricoltori alcuni semi di piante mielifere. Così è nato il tutto, ma è nato in maniera come nascono tanti progetti, insomma, a livello comunale molto spesso si sposano anche un po' per dire ma sì dai, facciamolo, è finita che sia, no? Mi spiace anche essere diretto, però sappiate che funziona anche così, no? E in realtà lì invece poi è nato un amore, perché da lì abbiamo cominciato a conoscere i nostri apicoltori, abbiamo cominciato a conoscere la storia di alcuni nostri apicoltori, abbiamo degli esempi di uomini che fino a 90 e passa anni sono rimasti a curare le proprie api, abbiamo la tessera numero 1 dell'APAT, insomma abbiamo scoperto un mondo fatto di amore, di orgoglio, di sacrifici anche, perché non è mica così semplice. Come dicevamo prima, i mutamenti climatici, in questo caso qui, sai, non è mica le reti antigrandine. Qui se lo sciame muore e il prodotto non viene mica fuori, neanche se ci provi. Non è che poi puoi andarlo a comprare da qualcun altro e metterci l'etichetta tua. No? Quindi è una cosa molto forte, e quindi ho cominciato a conoscere i miei apicoltori. Non li cito tutti, cito solamente Giancarlo a nome di tutti, ma ce ne sarebbero almeno altri 25-30 da citare. Da lì abbiamo cominciato a fare anche dei corsi di apicoltura, pazzi, abbiamo cominciato gratuiti, e quindi il primo anno abbiamo avuto 40 adesioni, il secondo anno ne abbiamo avute più di 70, il terzo anno siamo tornati a 50, perché altri comuni hanno detto aspetta, facciamolo anche noi, visto che c'è questo sentire, e quindi abbiamo fatto anche i corsi di apicoltura che stiamo portando avanti. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto perché non avere un apiario didattico comunale? E quindi abbiamo 9 arnie che ci curano i nostri apicoltori, con i quali facciamo il miele del sindaco. Il miele del sindaco che l'anno scorso ha portato a una produzione di circa 40 kg, quindi non tantissima roba, però neanche poca, tenendo conto che era il primo anno, e che quest'anno, in teoria, facendo gli scongiuri, dovrebbe portare a una produzione di oltre 100 kg, sempre di miele del sindaco. E voi dite poi cosa ne fate del miele del sindaco? Lo vendiamo, APAT ci fa questo grande regalo di, non so se si dica invasettare, se sia corretto, confezionare mi piace molto perché c'è anche l'etichetta nella confezione, quindi c'è sia il vasetto che l'etichetta, e facciamo dei vasettini da 250 ml e li vendiamo a 5 euro, così faccio anche un po' di propaganda, e poi tutto il ricavato, l'anno scorso è andato alla fondazione per mio figlio, e quindi per l'ospedale pediatrico, per l'oasi pediatrica dell'ospedale di Treviso, e quest'anno andrà ancora a loro, quindi l'anno scorso abbiamo racimolato 1.000 euro, li abbiamo venduti tutti i vasetti, quest'anno contiamo di racimolarne molti di più,
più del doppio, insomma, e verrà dato in beneficenza. E quindi c'è anche il miele del sindaco, poi simpatico perché l'ape invece di essere a striature gialle e nere è a striature col tricolore, sì, ci abbiamo tenuto. Ma vedete, anche da questa cosa qua, che può sembrare autocelebrazione o una cosa così, in realtà poi il miele del sindaco è piaciuto molto, tant'è che in tanti altri comuni si è pensato di fare questa cosa. Mi ricollego, scusate se vado un po' fuori dal seminato, però ci tengo anche a dire alcune cose. Ecco, il fatto che prima si parlasse di miele delle Dolomiti e del marchio IGP che è stato riconosciuto, ecco, a Spresiano è partito anche un consorzio del miele del Piave IGP per avere un riconoscimento del marchio anche di questo tipo di miele. Noi non siamo gelosi o invidiosi, anzi facciamo i complimenti al bellunese per essere arrivati, anche perché loro hanno una storia sicuramente più lunga della nostra, il miele delle Dolomiti insomma è sicuramente più conosciuto, però ecco, ci piacerebbe un giorno poter essere qui e magari con il Presidente Pavanetto, magari anche lui in altre vesti, a dire che abbiamo, no di apicoltore, anche di apicoltore, perché no, ma insomma che si possa anche presentare il miele IGP del Piave. Chiudo perché non vorrei tediare e non vorrei essere anche prolisso, però ecco, l'idea di api in rosa si sposa con tutto questo percorso. Io credo che sia la ciliegina sulla torta per il mio comune. Non lo dico per piazzeria e non lo dico neanche per lodare ulteriormente Valentina, ma davvero per noi è un orgoglio averlo presentato lì da noi. Mi pare fosse adesso non ricordo se fosse il 19 maggio anche lì, ma non voglio dire una fesseria. Poi, tra l'altro, piccola nota di colore, il 20 maggio è la giornata mondiale delle api e io sono nato il 20 maggio, quindi le coincidenze non esistono, neanche nel mondo delle api. E tra l'altro la nostra premiata, io non conosco le premiate delle altre regioni, una delle nostre premiate, la Bianca Torresan, è una realtà che sul nostro territorio è veramente conosciuta e diciamo che è una interprete del mondo delle api non solo come produzione di miele ma anche per tutto quello che c'è attorno e quindi fattoria didattica piuttosto che interventi anche all'interno dei nostri corsi, insomma una serie di cose che accomuna davvero il mondo delle api con quello che vorremmo vedere noi, con quello che vorremmo sentire ogni giorno noi. Nel senso che si parte da un animaletto così piccolo per poi parlare di ambiente, per parlare di prodotti, per parlare di natura, per parlare di società, per parlare di donne, per parlare di comuni, per parlare di banche. E quindi vedete come davvero attorno a un animaletto così piccolo si possa creare una sinergia così grande. Chiudo con una citazione. Io non sono un uomo dalle citazioni. Vedo Pavanetto che sorride, ma ho detto dalle citazioni. Mi piace farne una, spesso e volentieri, che è di Marco Aurelio, la frase, quindi non proprio, non proprio recente, ma attualissima. E dice che ciò che non giova all'alveare non giova neppure all'ape. Ecco, io credo che questo sia uno degli insegnamenti più grandi che il mondo delle api possa darci, il fatto che la nostra società un giorno possa assomigliare, non dico al 100%, ma si possa avvicinare a quella che è la società delle api, è davvero un augurio che faccio a tutti quanti noi. Grazie, scusate, sono andato per le lunghe. Grazie Sindaco, quindi andiamo a chiudere questa conferenza stampa di Api in Rosa, volti e storie dell'apicoltura femminile in Italia. Ringrazio appunto il Sindaco Marco Della Pietra, Sindaco di Spresiano, Loris Di Bernardo, responsabile direzione marketing e sviluppo affari della Banca della Marca, Igor Gatto, vicepresidente APAT Apicoltori in Veneto e il volto rosa, rappresentante del volto rosa oggi qui, Valentina Calzavara, che è l'ideatrice del progetto Api in Rosa. E ringrazio naturalmente anche tutto l'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto anche per la diretta. Grazie a tutti e
andiamo a comprare il miele e mangiarlo soprattutto.